Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, inizia una nuova settimana che porterà il Cagliari a giocare venerdì alle 20:45 al Tardini nella sfida contro il Parma. E oggi avremo due ospiti, avremo Veronica Soggio, capitano della Woman Torres, e poi avremo alle 10:40 Giuseppe Boi del Tirreno, dove andremo a parlare un po' sia della sfida del Cagliari contro la Lazio, sia anche della sfida di stasera, il derby toscano Fiorentina-Pisa. Vedo che siete già in tanti. E allora salutiamo Cri, ben trovato Cri. Poi scusate se c'è un po' di rumore, ragazzi, però ho diciamo work in progress, ho dei lavori in corsa a casa. Buongiorno, si inizia con la compravendita, comunque il risultato di Cagliari Lazio l'ho preso in pieno, bene. Buongiorno Domenico, ben trovato. Buongiorno Dani, ben trovata. Buongiorno Claudio. Buongiorno Nico, ben trovato. Ecco Traccada, buongiorno anche a te. Allora, diciamo, non ho capito, Rocco, in che senso la compravendita? Dimmi un po', mi sono perso questo passaggio. Buongiorno Violetta, ben trovata. Buongiorno Antonio. Buongiorno ragazzi. Allora, innanzitutto volevo sapere anche la vostra. Ecco, sta entrando Francesco. Lo facciamo entrare. Eccolo qua, buongiorno a lei. Buongiorno. Tutto a posto? Scusate se mi vedete col giubbotto, però non ho pagato le bollette, quindi mi hanno portato via le finestre. Quindi ho un piccolo problema da questo punto di vista. C'è un po' di Io volevo farla in maglietta, come si chiama? La diretta, per fare un po' di, no? Di contrasto. Un po' di situazione, esatto. No, non mi funzionavano le cuffiette, quindi vabbè, non c'è nessuno, però ti sentiamo benissimo. No, le cuffiette per il ritorno tuo. Il microfono va. Era presente per non far... Però vabbè, tanto non c'è nessuno, quindi perfetto. Non disturbo nessuno. Alla grande. Se non te. Allora, stavamo un po' dicendo della parità di sabato contro la Lazio. È ovvio che ieri c'è stato un Milan-Parma, ne abbiamo anche parlato, insomma. Un gol rivedibile, possiamo dire, da questo punto di vista. Oramai io non mi stupisco più di niente, quindi ieri credo che abbiamo assistito sia a Bergamo che a Milano alle solite decisioni quantomeno particolari, ecco, diciamo così, da parte degli arbitri e del VAR e quant'altro. Cosa dire di più? E oramai il gioco è questo e non ha neanche senso sinceramente per lamentarsi, perché poi credo che stiamo vedendo che più o meno stanno colpendo tutti, quindi non è più quindi c'è una par condicio da questo punto di vista, un po' a tutti. Cioè non è più una questione come magari quando eravamo più giovani, no? La famosa sudditanza psicologica di cui si parlava spesso. Adesso credo che sia proprio un problema di incapacità, non di dolo, ecco, cioè proprio una questione abbastanza complessa, e soprattutto
mi sembra vabbè, io non sono mai stato arbitro, quindi non saprei, però mi sembra di poter dire che ci sia anche una specie di quasi di frattura tra la dirigenza dell'AIA, chiamiamola così, presidenza, comunque dirigenti, quindi da Rocchi in giù, poi agli arbitri stessi nel momento in cui si trovano a dover agire quotidianamente. Perché quante volte abbiamo sentito dire Rocchi, no, ma questo non andava fatto, abbiamo già detto, insomma, no? E poi a Savini, come si dice a Cagliari, si torna sempre al solito discorso, perché poi il VAR, magari il giorno che al VAR c'è l'arbitro di esperienza, mentre l'arbitro in campo è un arbitro giovane, allora fa sentire anche il suo peso, oppure l'arbitro in campo prende da solo la decisione perché, adesso non ricordo, forse era Genoa-Bologna, l'espulsione di Skorupski. Sì, Era, certo. Genoa Bologna, con Maresca in assolutamente. campo, col VAR che gli dice guarda che è così, no, è così. Ah, vabbè, sei tu l'arbitro, decidi tu. Non so se avete sentito poi anche a Open VAR lo scambio audio tra arbitro e VAR, e quindi insomma, credo che su questo ci sia anche ben poco da aggiungere oramai. È una situazione che fa parte del calcio. Credo che come in Italia non ci siano polemiche nel resto del mondo, dal punto di vista almeno arbitrale, quindi chissà, vedremo. Staremo a vedere. Tra l'altro, ecco, c'era una domanda su Mazzitelli. Sono previsti oggi gli esami strumentali. Sicuramente non ci sarà nella sfida contro il Parma. La speranza è che sia riuscito a fermare in tempo e quindi evitare, magari, anche se il soleo è un muscolo abbastanza fastidioso. E quindi la speranza è che possa esserci nella sfida, almeno per la panchina, nella sfida contro il Como. Però staremo a vedere, insomma, entro la giornata ci saranno gli esiti. E ovvio, ritornando un po' al discorso del Cagliari, che a centrocampo la coperta è veramente corta, anche perché Folorunsho dovrebbe almeno essere convocato nella sfida di Parma, difficilmente sarà schierato al primo minuto, anche perché, come abbiamo detto anche sabato, in quel poco che sono riuscito a parlare, che sabato la connessione era veramente clamorosa, sarebbe anche esagerato rischiare un giocatore che manca dal 21 dicembre e metterlo subito in campo, vista anche ciò che è successo con De Iola, ciò che è successo con Gaetano, insomma, da questo punto di vista bisogna anche essere attenti nel non rischiare dei giocatori, perché il rischio è che appunto che ci sia una ricaduta e quindi a quel punto i tempi di recupero sarebbero ben più ampi. Sì, ma penso che ormai la lezione sia stata imparata, spero almeno, ovviamente. È chiaro che l'emergenza centrocampo è un problema serio e importante di questa parte di stagione del Cagliari. Erano stati fatti dei calcoli, evidentemente, dal club a gennaio, pensando di non andare a prendere un altro giocatore tanto per, e invece il giocatore tanto per probabilmente sarebbe comunque servito in questo periodo. È chiaro che, insomma, un'emergenza così forse è anche difficile da prevedere, perché la ricaduta di De Iola, gli infortuni di Gaetano e Mazzitelli arrivano chiaramente dopo e arrivano per una gestione precedente, cioè di fatto giocatori che non avevano mai giocato così tanto di In maniera continuo, continua, con certo. così tanto impegno nel senso proprio, no, che sono stati impegnati tanto dall'allenatore in quel senso lì, non nel senso di abnegazione. E quindi, insomma, io credo che oramai questo è il momento. Io ieri nella mia analisi post partita ho citato la famosa frase di Edoardo De Filippo da passare a nuttata in Napoli milionaria, che ovviamente ha un altro tipo di significato specifico all'interno della commedia, però è quello il senso. Cioè, tanto adesso in ogni caso cosa si può fare? Ci si può lamentare, sì, l'abbiamo detto,
abbiamo già detto che, soprattutto a posteriori, è evidente che la scelta sul mercato di non prendere nessuno sia stata sbagliata. Credo anche che però continuare a battere lì sul discorso che manca un centrocampista, bla bla bla, non serva a nulla No, ora, anche che non ti porta niente, nell'immediato. esatto, esatto. Se vi sa qualcosa. E no, dico, quindi amen, si dà per scontato in qualche modo, cioè si dà per fatto. È un dato che ci sia un'emergenza, è un dato che ci siano pochi giocatori, si trova la soluzione, si cerca la soluzione e non si sta lì a piangere sull'errore commesso, anche perché veramente serve a poco. È come continuare a mettere in mezzo e citare Luperto e quant'altro, perché anche nel post partita di sabato sera c'era qualcuno che ancora ci citava Luperto. Cioè, non so se ieri avete visto Luperto con la Cremonese, sembrava un pesce fuor d'acqua. Cioè, ha sbagliato, credo, tutto quello che poteva sbagliare o quasi, a dimostrazione del fatto che evidentemente non è tanto il discorso del singolo, del valore del singolo, perché io credo che Luperto sia un giocatore molto valido, però anche lì dipende dai momenti, dipende dalle partite, cioè non è detto che automaticamente averlo ancora sarebbe stato diverso. Non si avrà mai la riprova, quindi né in un caso né nell'altro. E quindi, ripeto, ora serve cercare soluzioni, lo ha detto anche Pisacane in conferenza stampa, nel post partita, e cercare di sperare che chi deve rientri il prima possibile, senza però, ecco, commettere nuovi errori, perché poi il discorso è anche quello, perché l'importante è non far sì che chi rientra poi sia messo anche in condizione nuovamente di infortunarsi e di Esatto, avere è nuovi proprio problemi, quello. e quello è proprio l'ultima cosa di cui ha bisogno questo Cagliari. Meglio a quel punto veramente portare su i ragazzini dalla primavera e cercare di evitare nuovi infortuni, nuovi pericolosi infortuni, perché è un problema. Questo è un problema. Ora non ti sento più però. Prova? Provo. Ok, ora sì. Sai che ogni tanto sfasa, quindi non ho seguito il tuo ultimo, la tua ultima riflessione. Hai E detto cosa ho dei detto? Dove ti discorsi sei giovane, perso? sui giovani da portare su dalla primavera e poi non ho capito. Ho detto meglio portare loro ed evitare che i titolari o comunque i giocatori della prima squadra che stanno rientrando debbano sovraccaricare, Certo, perché no, no, sennò poi siamo assolutamente. sempre al solito discorso. Sono d'accordo, anche perché comunque il discorso di Mazzitelli, come ho detto sabato, lui già contro il Lecce non è stato rischiato se non nel secondo tempo, ma si vede che non stava bene, probabilmente anche per un discorso di postura ha avuto questo problema al polpaccio, anche perché il polpaccio è uno di quei muscoli difficili da risolvere in breve tempo, come ricordava prima, non mi ricordo se Angelo mi pare, diceva appunto di Lautaro Martinez che comunque alla fine starà fuori un mese, quindi meglio tenerli una settimana in più a riposo, esempio appunto il discorso relativo a Folorunso, perché comunque sembrava dovesse recuperare e alla fine si è deciso probabilmente di non rischiarlo, anche perché visto un po' l'infortunio di Mazzitelli magari veniva anche la voglia di metterlo in campo nella sfida contro la Lazio e probabilmente da quel punto di vista era un po' troppo presto e rischi a quel punto di a una ricaduta. Da questo punto di vista bisogna stare molto attenti. Noi non siamo esperti, c'è uno staff adibito a questo, quindi se ci sono stati degli errori sicuramente, ecco, dagli errori si impara e adesso si cerca in risposta anche a ciò che diceva prima Angelo, il fatto che magari alcuni giocatori si dice che sia un recupero più ampio rispetto al previsto. Evidentemente poi bisogna vedere come rispondono, perché è inutile metterli in campo con troppa fretta perché tanto sono giocatori che storicamente sono propensi all'infortunio e quindi se sbagli la paghi sicuramente. E a questo punto ti ritrovi con 3 centrocampisti più Folorunso per la prossima sfida, più qualcuno della primavera ovviamente.
Vedremo, giusto per chiudere il discorso, per rispondere a Pierpaolo, la primavera ha già le sue preoccupazioni, ma la primavera serve come serbatoio della prima squadra, cioè su questo non ci sono dubbi, e quindi bisogna tutelare la prima squadra, non la primavera. Questo credo che sia, cioè, non che non si debba tutelare la primavera, ma comunque l'interesse principale è la prima squadra. Quindi certo. la primavera serve anche per quello. Allora, c'era Max che diceva: buongiorno ragazzi, come siamo messi per la trasferta di Parma? In che senso? Come siamo messi? Nel senso, chi andrà? Oppure chi ci sarà, chi sarà a disposizione? Ma vedo che c'è Vedremo. il primo Facciamo ospite, entrare ne parliamo dopo, Veronica. Ecco, Aspetta, facciamo no. entrare Veronica. Aspetta, eccoci. Aspetta. Vado? Che così. Buongiorno Veronica, come stai? Bene, ciao ragazzi, tutto bene, Buongiorno. tutto bene. Oggi è Veronica un bel lunedì Soggio. mattina. Esatto, capitano della Women Torres, ieri vittoriosa 4-0 contro l'Atletico Uri nel derby di Serie C femminile. Ci fa piacere iniziare la settimana con te, Veronica. Parliamo un po' appunto di questa, sia di questa stagione, ma anche della partita di ieri. Non è mai facile giocare e vincere i derby, ma insomma, ieri avete dato una bella dimostrazione di forza. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la mia società e tutte le compagne perché ieri è stata una super partita. All'inizio della partita c'era una tensione che si sarebbe potuta tagliare a fette per tanti motivi. Io penso che sia per me che sono grande, ma anche per le compagne più giovani, il derby sarà la partita più bella di tutto l'anno, ok? Perché c'è pubblico, perché vengono gli amici, le famiglie, perché c'è la tifoseria avversaria. Ieri c'è stato qualche problemino, come purtroppo è capitato già all'andata, ma il fatto di aver vinto ci ha dato morale, l'abbiamo preparata bene, secondo me abbiamo strameritato la vittoria ed è una vittoria di tutti, della società, del mister, dello staff e delle compagne che hanno dato l'anima, anche chi è subentrata dopo ha dato l'anima. Tutto perfetto, oggi è un lunedì perfetto, un bel lunedì, proprio il lunedì bello, quello che smuove la classifica, quello che ci vede al settimo posto, nonostante comunque le nostre difficoltà, nonostante una rosa un po' corta, ma con le compagne giuste, con delle atlete giuste di valore. E questa è, secondo me, la nostra differenza come squadra. Ecco, anche perché hai parlato di classifica, Veronica, insomma, siete a +7 dalla zona play-out, che in questo momento c'è appunto l'ultima posizione dei play-out è occupata proprio dall'Atletico Uri, avete +12, cioè siete a +12 rispetto alla Tarros, penultima, giusto anche per fare un raffronto sulle squadre sarde. Ricordiamo che se tra penultima e terzultima ci sono 5 punti di differenza, non si fanno i play-out, e quindi vorrebbe dire salvezza diretta, che è l'obiettivo chiaramente dichiarato, no, di questa stagione, Veronica. Sì, il nostro obiettivo quest'anno era salvarci, fare un campionato buono di metà classifica, prima salvarci, però poi abbiamo capito la nostra forza e quindi giustamente la società ci ha chiesto di dare il massimo, di spingere di più perché ci alleniamo tutti i giorni, siamo molto serie e secondo me la nostra posizione è giusta, ci manca qualche punticino e il sesto posto non è così lontano, ci manca lo scontro diretto, sono 6 punti scontro diretto e una partita che possa magari andare peggio a loro e meglio a noi, potremmo arrivare serenamente a 7 perché secondo me ce lo potremmo meritare per tutti i sacrifici che facciamo, per la nostra serietà, per la serietà di tutti e per come giochiamo, perché ieri l'abbiamo dimostrato. Quando vinci 4-0 un derby, a prescindere dal fatto che comunque loro siano rimasti in 10, un 4-0 è un risultato netto, ok? 4-0. Vuol dire che ci meritiamo questa posizione e che ci meritiamo di non essere in zona retrocessione o giù di lì. Semplice. Ecco, parliamo un po' anche delle tue compagne, no? Perché chiaramente è una rosa abbastanza giovane quella della Torres Women. Ieri, tra l'altro, hanno segnato anche 2 delle ultime arrivate, ovvero Dain e Kubota. Come si stanno integrando nel gruppo? Voglio fare i complimenti a Dain perché ha fatto un gol magistrale, un gol che dovrebbe essere visto perché tanti criticano le donne, il calcio femminile, queste cose che forse sono ancora pensieri del Medioevo ma che esistono a tutt'oggi. Dain ha fatto un gol
bellissime. La palla, perché ce l'avevo vicino, a partita palla al piede dal centrocampo, ha fatto uno strappo da uomo, una velocità da ragazzo e ha messo subito la partita in discesa, ovviamente. Kubota si sta trovando sempre meglio. Forse alla fine del primo tempo c'è stato qualche cambiamento, è stata spostata e magari si trova un po' più a suo agio in quel ruolo, ma dà sempre il 100% lei, come tutte quante le altre compagne. E sono contenta che abbiano segnato, perché comunque a loro dà morale, essendo più offensive, è importante per gli attaccanti essere segnate nel cartellino. Ci sta, ci sta. Assolutamente. E invece ti chiedo anche del mister, no? Mister Ryu che è subentrato, ricordiamolo, Sì. dopo qualche mese di lavoro. Cosa vi sta dando? Mister Ryu è ancora, e Mister Ryu è uno di noi. Io dico sempre che Mister Ryu è uno di noi. Mister Ryu è ancora un calciatore. Quindi lui sa, secondo me, il suo pregio è che sa cosa noi andiamo a vivere in quel frangente. Quindi comunque ieri non ha caricato la partita, è stato molto sereno, ha fatto sì che fosse una partita normale, sapendo ovviamente anche lui l'importanza che aveva una possibile vittoria o una possibile sconfitta. Noi lo rispettiamo molto, lui ci rispetta molto, e comunque abbiamo un bel rapporto con Mister Ryu perché secondo me è veramente ancora un calciatore ed è giusta questa cosa da una parte, cioè è più bello, lui si allena anche con noi, è sempre in campo con noi, comunque è l'ultimo ad andarsene, e ieri gliel'ho letto negli occhi, era molto contento della vittoria ieri, era stracontento, Beh, stracontento, era direi stracontento. assolutamente, sia per la vittoria nel derby che soprattutto poi anche per le proporzioni di questa vittoria. Sì. Luca, non so se hai qualche domanda per Veronica, se no poi vado io. No, vado io, ne approfitto, Veronica, visto che non c'è caos qua. Volevo chiedere un po' qual è l'obiettivo di questa stagione della Torres, visto questa importante vittoria al di là della salvezza, ecco. No, l'obiettivo adesso è fare bene. Domenica andiamo a Moncalieri, sappiamo benissimo della forza del Moncalieri, anche perché io sarei anche contenta se dovessero andare nella categoria superiore così fuori, perché sono una squadra da categoria superiore. Andiamo a fare bene, facciamo la nostra partita, giochiamo a nostro modo, però l'obiettivo è fare più punti possibili, a tutt'oggi arrivare a 7, perché la quinta posizione è un po' più lontana, dico la verità. Sesta ancora si può arrivare, ci sono 6 punti, lo scontro diretto, magari noi la cimoliamo una vittoria in più di loro. Questo è l'obiettivo, fare bene, giocare bene ed essere squadra, che è quello che cerco di far capire anche alle compagne. Noi siamo una squadra, lo dimostriamo fuori dal campo e l'abbiamo dimostrato ieri dentro al campo, perché ieri c'è stato davvero tanto caos in partita. Noi siamo rimasti unite, abbiamo portato a casa la parità per questo motivo, perché siamo state una squadra. Questo è l'obiettivo principale, per mettere i mattoncini per il prossimo anno. Questo è l'obiettivo, mettere i mattoncini per il prossimo anno e magari creare un qualcosa di un po' più grande. Semplicemente. Assolutamente sì, Tra l'altro c'era assolutamente anche sì. una domanda di un Vai. nostro utente, Domenico, che dice: è solo un sogno rivedere la Torres Woman in Serie A? Ad oggi, io sono sincera, ad oggi è solo un sogno perché bisogna essere onesti, tutte le grandi squadre sono legate al maschile, parliamoci chiaro, io sono molto, molto schietta nel dire le cose. È il maschile che è soldi, è il maschile che foraggia le giocatrici, ci sono gli sponsor. Sin quando non ci sarà questo legame è molto, molto difficile. Però dico anche una cosa, che secondo me un grande obiettivo potrebbe essere quest'anno finire bene, il prossimo anno cercare di approdare in Serie B con una base di giocatrici sarde. Lo dico perché da sarda, lo dico perché ci vuole un'ossatura di ragazze sarde in una categoria nazionale di Serie C, perché c'è un qualcosa in più, ok? C'è un attaccamento alla maglia diverso, perché io dico sempre, alzare lo sguardo e vedere gli amici, i familiari in tribuna non ha prezzo la domenica. L'ossatura delle ragazze sarde, delle mie compagne, secondo me deve rimanere. Si aggiungeranno sempre altre nuove ragazze come quest'anno che si sono amalgamate benissimo per poi approdare in B. Ma le sarde devono rimanere. La Serie A è un'altra cosa, ad oggi è un'altra cosa. Si parla di altro, si parla di professionismo, si parla già di milioni di euro che gravitano attorno a queste società e altro. Però secondo me le basi per poter andare in B in questi anni ci possono essere un passo alla volta, un passo alla volta.
La società quest'anno ha già fatto tanti sacrifici. Secondo me siamo una buona rosa. La classifica ha qualche punto in meno, non tanti, ma 3-4 punti in più ce li saremmo meritati. Il lavoro ripaga. Io penso sempre che il lavoro alla fine possa ripagare, quindi il prossimo anno, con qualche innetto nuovo, si andrà ancora meglio, si farà sempre meglio, però là per ora è off limits. Ecco, Veronica, un'analisi chiaramente anche insomma, che nasce dalla tua esperienza pregressa ovviamente a questa stagione, perché insomma hai giocato già in diverse squadre, hai giocato con grandi calciatrici. Che responsabilità è essere il capitano della Torres femminile in questo momento? Per esempio, in una partita come ieri ci vogliono 4 tachipirine a fine partita perché no, è una responsabilità grande perché comunque io sono del parere che le compagne vadano tutelate e che più grande deve dare l'esempio, ok? Come ho detto prima, siamo una rosa corta. Se tu vai a prendere espulsioni, ammonizioni regalate, poi tu vai a giocare la partita successiva avendo già un 3-0, già portato un 3-0 in quel frangente, con chi la vai a giocare? La vai a giocare con una rosa ancora più risicata, quindi bisogna stare calme, mettere la partita nel verso giusto e giocare perché facciamo la cosa più bella del mondo. Quante persone vorrebbero affrontare un campionato nazionale, girare l'Italia? Tantissime, noi siamo delle privilegiate, lo dico sempre, quindi ci vuole molta, molta responsabilità. Poi, ovviamente, le compagne sono super brave, sono legate alla maglia, però ci sta che in qualche frangente ci sia magari chi è più irascibile, chi la gestisce in maniera diversa, quindi sì, posso dire la verità, ci sono partite che finano lisce, tranquille, ma ci sono partite dove, cioè, da cardiopalma. Comunque volevo fare un appunto, volevo fare i complimenti a una giocatrice che non è stata nominata, che è il nostro portiere, Marica Deiana. Marica Deiana ieri nel primo tempo ha fatto un uscita nell'uno contro uno che ha fatto la differenza. Molte volte i portieri non vengono nominati, ma secondo me noi abbiamo un portiere di categoria superiore. Lei lo sa benissimo di essere di categoria superiore, ma che quest'anno, come lo scorso anno, il portiere che avevamo sta facendo lo stesso la differenza. Perché molte volte i portieri non vengono citati e invece in queste categorie e nel femminile fanno la differenza. Fanno la differenza. Assolutamente, assolutamente. No, invece un'altra particolarità, no? È, vediamo se riesco a recuperare anche eccolo qua, il documento. Qualche mese fa hai preso il patentino UEFA C, giusto? Sì, l'ho preso. Come c'è? Spiegaci un Raga, po'. sì, ho preso il patentino UFC perché fra un po' ho 40 anni, no, non ne ho 40 ma ne ho 36, prima o poi si dovrà smettere. Vabbè, io sono una professoressa di scienze motorie, quindi da quando sono ragazzina ho pensato di dedicare la vita allo sport. Guardate che sta passando un camion. Ecco, Sì. e quindi un giorno vorrei allenare, mi sembra una cosa giusta, credo, no? Eh Le beh, donne poi, cioè, le donne poi hanno una marcia in più. Adesso verrò insultata da tutti, non mi interessa. Le donne, secondo me, hanno una marcia in più, quindi insultatemi, fate quello che volete, ma le ma donne che... nello sport hanno una marcia in più. Top. Fine. Ecco, ecco, no, Nessun insulto, nessun Veronica. Anzi, insulto, guarda, ne esatto. approfitto anche perché Luca Caschi gli dice: Buongiorno, finalmente riesco a seguire il vostro lavoro dalla mattina. Bello il calcio femminile, me ne sono occupato per tanti anni, ha peculiarità tutte sue rispetto al maschile. Esatto, Quindi, è vero, tutt'altro, è vero, anzi. No, poi, è tra vero. l'altro, vedendo anche questo elenco, non sei l'unica donna che ha preso il No, patentino. Cioè, sono ancora eravamo in tre. poche, siete ancora poche, ci mancherebbe, però già il fatto di esserci rispetto magari ad altri tempi, insomma, è certamente un aspetto da non sottovalutare. Hai detto, le donne hanno una marcia in più nello Sì, sport. E sì. anche in base alla tua esperienza da calciatrice, appunto, qualora dovessi diventare allenatrice, cosa cercheresti di portare? Cioè, quale sarebbe il tuo qualcosa in più? No, allora le donne capiscono meglio alcuni momenti, cioè non parlo di tattica, tecnica, non parlo di questo perché questo
siamo equiparabili, ma secondo me le donne hanno una sensibilità diversa, capiscono meglio alcuni meccanismi delicati che nello sport, che è diverso dall'attività motoria, quindi si parla di agonismo, si parla di risultati, fanno la differenza, tutto qui. Ma poi lo devo dire per forza che le donne hanno una marcia in più. Sono donna, faccio calcio, cioè se dovessi dire che le donne hanno una marcia in più, finiamo l'intervista qua. Cioè, è la verità, no? Siamo poche, siamo visualizzate da tutti, la gente neanche ci conosce e parla tanto per parlare, non capendo invece che è vero che le donne che non capiscono di calcio non devono parlare di calcio, sono d'accordissimo, ok? Cioè, chi non capisce di determinati sport, come i maschi, non si deve addentrare in certi argomenti perché è ridicolo ed è ridicola. Ma le donne che giocano a calcio, che capiscono di calcio, che sanno il fatto loro, possono parlare, possono argomentare e possono discutere apertamente. Infatti, nella vita normale, quando magari ci sono tanti uomini e una donna parla di calcio e questi capiscono che stia dicendo cose interessanti e non stupidaggini, si avventano tutti, perché ad oggi è una rarità per l'uomo che una donna possa essere un essere pensante in uno sport maschile, però la donna è un essere pensante in uno sport a tutt'oggi maschile, questa è la verità. Ci Ma piace siamo questo, serene, ci siamo piace serene. questo tuo punto di vista. Stiamo vedendo anche un paio di tuoi gol di questa stagione. Obiettivo di gol segnati ce l'hai, no? Porta No, ma sfiga. per me, a me, io quando segno sono super felice, però la cosa principale è che la squadra vinca, ve lo dico dal profondo del cuore. Assist, Ecco. gol, fanno piacere a tutti, ma l'importante è che la squadra porti a casa i 3 punti, che poi ci sia una bella settimana, perché comunque la vittoria fa sì che ci sia una bella settimana. La sconfitta è un disastro, si va al campo di malumore, comunque per noi non è un lavoro, ma è come se fosse un lavoro, anche questo le persone non lo capiscono, ci alleniamo tutti i giorni, cioè non Certo. è che ci si alleni un giorno sì e 4 no, è un lavoro e quindi comunque i risultati sono l'anticamera di quello che avverrà il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, come è giusto che sia, come è giusto che sia. Esatto. Veronica, ti salutiamo anche perché so che poi devi andare a lezione, quindi non ti tratteniamo Non sento, troppo. Mi senti? Ora mi senti? No. Luca, prova a mm, parlare tu. Mi senti, Veronica? Si è frizzata. No, No, non ci sente. In una si è fermata posizione così. meravigliosa, peraltro. Che dice, ma cosa mi staranno per chiedere? Ecco, guarda, ci no, senti io Ci non, adesso, senti? non Veronica? sento, Non senti? Non senti? Prova a non uscire e sento, rientrare. Guarda un po'. non Leggi? sento. Sì, sì, ma leggi. Prova a togliere le cuffiette, se no. Niente. Un po'. Vabbè, è lunedì, Aspetta. d'altronde. Vabbè. È lunedì come, Ah sì, come comunque sempre. adesso Il rientrerà. classico lunedì, quindi. Non sentivate me, Anzi, pensa un po'. figurati. Va bene, va bene. Adesso Buon lo facciamo rientrare giocare, dice. per Adesso una donna che parla salutarla. di calcio non sarebbe un compromesso dietro l'altro per guardare una partita. Grande. Vabbè, Ci fa sta, parte del, fa Vediamo. parte del nostro. Vediamo. Sento. Vediamo. Ora vi Non sento. ci, ora ci senti. Ora vi sento, sì. Benissimo. No, era giusto per dire che visto che a breve ti dobbiamo salutare perché so che devi andare a Sì. lezione, cosa ti aspetti da questo finale di stagione per te? Proprio non come obiettivo Per della me, società, obiettivo di per Veronica. me, allora, chiudere bene, giocare bene, aiutare la squadra, le compagne e divertirci. E divertirci. E mi sembra Questo è già, l'obiettivo insomma, principale. qualcosa di importante. Veronica, grazie, davvero, è stato Grazie a un voi. enorme piacere averti Anche per ospite me. Anche per me. stamattina. Top. È stata davvero una bella chiacchierata. Ci vediamo presto. Un abbraccio e buon lavoro. E sempre forza Torres, ragazzi. Sempre Esatto, forza esatto. Torres. Ciao, raga. Grandissimo. Ciao. Ciao Ciao. Veronica, Veronica, grazie. grazie. Ciao ciao. Ciao. Ciao Ciao. 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 Ciao ciao. E ringraziamo ovviamente anche la Woman Torres per la cortesia, la disponibilità, soprattutto nelle
nella figura di un meraviglioso e luminoso addetto stampa, che insomma, non farò il Grande. nome, ma insomma il nostro Antonio, che salutiamo Antonio, l'addetto stampa della Torres femminile, quindi grazie davvero per averci aiutato anche col materiale e con gli spunti di discussione. Il luminescente Antonio, ricordiamo, assolutamente. Mitico. Va bene, è stata secondo me una bella chiacchierata, insomma, un bel Bella personaggio. grintosa, brava, Esatto. brava, Esatto. assolutamente. Ma io non avevo dubbi, sinceramente. È sempre un piacere poi avere, insomma, iniziare la settimana così, anche in maniera un po' diversa rispetto Al solito, rispetto al esatto. solito. Siamo in attesa dell'amico e collega Giuseppe Boiaco, vedo che si sta ricollegando. Vediamo Riesci un a po'. chiudere i due allegati? Sì, adesso li togliamo, aspetta. Ecco, bravo. Non peraltro, Uno, perché così. perché poi, sì, ok, vai. E poi ci incasiniamo con... Esatto. Facciamolo entrare. Facciamo entrare l'ottimo Eccolo. Giuseppe Boi, fresco di barbiere? Buongiorno, sì, ci siamo riusciti ad andare al barbiere, poi sai, oggi è giornata Oggi importante. è derby, Oggi è derby. Ci sono tante cose da fare, da valutare. Sarà una lunga giornata, lunghissima. Voi Derby come perché state? ricordiamolo, Fiorentina a Pisa che si gioca alle 18:30, giusto? Sì, Sì, 18:30. 18:30 al Franchi. L'ultima spiaggia del Pisa? O è ancora presto? Ma Vuoi finirla così? obiettivamente, Prima di parlare di Cagliari, dai, insomma. Facciamo un po' di Beh, cultura sai, generale. riguarda anche il Cagliari questa partita, perché una Fiorentina che raggiunge di fatto la Cremonese e il Lecce diventa molto pericolosa anche per noi. Ecco. No, è pronto? Sì, ti sentiamo. Perfetto. È un derby per il Pisa, obiettivamente un'ultima spiaggia. Se qualsiasi risultato al contrario della vittoria sarebbe un mettere la parola fine probabilmente a questo campionato, anche se proprio ieri guardando le vecchie classifiche ricordo che il Crotone in questo periodo aveva 2 punti in meno nel 2014-2015, 2015-2016, c'era 2 punti in meno rispetto a quella che c'ha il Plus adesso, c'era lo stesso 9 punti di distanza come ce li ha adesso il Pisa dal Lecce, allora il Crotone ce l'aveva dall'Empoli e poi riuscì, ma lì c'era Davide Nicola e sappiamo bene che Nicola ha delle caratteristiche e delle peculiarità che lo portano a fare dei miracoli continui. È una partita che è molto sentita obiettivamente, non è una rivalità sportiva perché si sono incontrate 13 volte, di cui 2 volte quando non ancora esisteva il campionato a girone unico. È una rivalità però tra città che millenaria, ecco, e quindi è molto sentita. Franchi strapieno, come è normale, anche se gli ultimi biglietti li hanno venduti ieri. Sarà partita molto attesa, molto importante per la classifica, non soltanto per la classifica delle due, anche per tutta la lotta salvezza. Per le altre. Parliamo di Cagliari invece, insomma, dopo questa doverosa premessa su Fiorentina a Pisa, anche perché appunto hai detto bene, insomma, riguarda un po' tutti. 0-0 con la Lazio sabato, come lo hai visto? Cioè, come lo valuti? Sei del partito è un ottimo punto oppure si poteva fare qualcosa di più? È un ottimo punto perché la Lazio è squadra vera, signori. È una squadra che, sebbene indebolita dal mercato di gennaio, sebbene stia vivendo una situazione ambientale molto complessa con la guerra aperta ormai, così come c'è anche a Torino, fra la tifoseria e la proprietà, è pur sempre una squadra. Stiamo comunque parlando di una delle 7-8 squadre più forti del campionato. Quindi essere riusciti a portare questo punto, anche con alcuni spunti interessanti secondo me, perché Pisacane ha
ha fatto riferimento al fatto che dopo l'infortunio di Mazzitelli il Cagliari abbia giocato a 4, a me non è dispiaciuto. Certo, manca un play, manca qualcuno che pulisca le palle, manca qualcuno che organizzi il gioco, però non mi è dispiaciuto, ecco, il Cagliari versione 4. Del resto lo dice la partita. Finché non c'è stata l'espulsione di Mina all'85esimo, e quindi gli ultimi 10 minuti finali sono stati gli unici in cui la Lazio ha creato dei seri problemi al Cagliari. È un punto che però va inquadrato all'interno di una situazione complessa, che si è andata a rendere molto complessa dopo la pessima partita di Lecce, con una situazione ambientale che mi preoccupa, e poi va inserita nel contesto di una squadra, il Cagliari, che obiettivamente è ai minimi termini, perché tra infortuni, poi la squalifica di Mina, è molto complessa la situazione. Sì, effettivamente è quello che dicevamo prima, no? anche con Luca. Cioè, oramai credo che sia anche inutile stare lì a soffermarsi più di tanto su cause, motivi. Cioè, tanto oramai è un dato di fatto. Il Cagliari è in emergenza. Sappiamo che le scelte, almeno io l'ho detto già da settimane, continuo a dirlo, evidentemente le scelte sul mercato sono state sbagliate, quantomeno incaute, ma per me sono sbagliate, a centrocampo. Al netto poi anche della mala sorte, nel senso che nessuno si aspettava tutta quella serie di infortuni in serie, scusate la ripetizione, che effettivamente ci sono stati, soprattutto a centrocampo, però oramai questo non cambia più, cioè da qui a fine campionato non cambia la situazione, per cui come si suole dire, bisogna fare di necessità virtù, perché tanto alternative non ce ne sono, e lamentarsi a poco serve. Luca. Non solo, ti do un dato, scusa, poi lascio la parola a Luca. È un problema, ahimè, di tutta la Serie A. Ieri stavo facendo una piccola analisi, e in questo momento in Serie A ci sono 71 infortunati, vale a dire il 13% dei giocatori della Serie A è fermo ai box. E molti con infortuni che sono, di questi 71, circa una quindicina, che hanno finito già il campionato. Cioè è una situazione complessiva della quale bisogna fare i conti, e ne deve fare i conti il Cagliari come tutto il resto della stagione. Certo, il Cagliari è una situazione drammatica, perché insieme al Verona, al Napoli, alla Lazio Verona, Napoli, Lazio e Cagliari è quella che ha il maggior numero di infortunati. In questo momento il Cagliari ha il 22% della rosa fuori disponibile, e sono numeri importanti per chiunque. Guarda, faccio vedere, io ieri l'ho scritto un po' in chiusura della mia analisi, ho fatto una provocazione volutamente, senza andare a parlare soltanto del Cagliari. Andate a vedere anche quanto le assenze stiano pesando in alto, cioè in vetta alla classifica. Non parliamo del Cagliari, non parliamo della lotta a salvezza, parliamo semplicemente di un qualcos'altro, perché magari cambiando la prospettiva, no, si è anche meno portati dal coinvolgimento emotivo, ecco. Guardando la classifica in alto, la differenza tra Napoli e Inter, credo che a livello di rosa, di profondità della rosa in generale, a livello di valore assoluto, insomma, non stiamo parlando di due squadre completamente diverse, anzi, perché il Napoli poteva e doveva anche giocarsi lo scudetto, doveva fare di tutto per lo scudetto, però se poi andiamo a vedere quanto le assenze abbiano pesato in casa Napoli e quanto abbiano pesato in casa Inter, c'è un abisso. E questo deve valere ovviamente anche per le altre squadre, cioè non solo per il Napoli e l'Inter, ma anche per lo stesso Cagliari, perché se no, cioè, diventa anche abbastanza semplice attaccare quasi così giusto per il gusto di farlo, stare senza 8 titolari, 7 titolari, cioè vorrei vedere chiunque. È quasi un miracolo che il Cagliari sia 12esimo, 13esimo, adesso non ricordo la posizione esatta, e non insieme a Pisa e Verona, perché probabilmente
insomma, C'è un livello altre decisamente squadre... superiore. No, però capito, cioè il discorso è che effettivamente, adesso vediamo se riesco a farvela vedere, la pagina di Transfermarkt con le assenze. Ecco, guardate quanto rosso in casa a Cagliari. Cioè, le caselle rosse con la croce dell'ospedale sono evidentemente le assenze per infortunio. Insomma, c'è tanto rosso in questa schermata, cosa che magari non c'è da altre parti, ecco. Per cui al netto del fatto che, come hai detto giustamente tu, oramai gli infortuni sono un qualcosa di un elemento che fa parte di questo calcio, perché giocando molto di più sono aumentati i ritmi, tutto quello che vogliamo, è cambiato in qualche modo anche la velocità di questo sport, e gli infortuni oramai sono diventati un elemento cardine, ecco, di questo. Però per quanto le rose siano ampie, adesso per esempio ho aperto la pagina del Napoli, guardate anche qua quanto rosso, cioè Il Napoli ne ha 6 fermi, di cui 2 praticamente fino a fine stagione, cioè non, uno che hai perso, che sta rientrando adesso, ma come stiamo vedendo praticamente, insomma, Lukaku forse per la finale di campionato forse riuscirà a recuperare. Ma pensa a De Bruyne, pensa ad Anghissà, lo stesso Gilmour che comunque gli ha tolto rotazioni importanti. Adesso Di Lorenzo e Rachmani, Meret in porta, cioè giocare senza i titolari, che ti chiami Napoli, che ti chiami Cagliari, è sempre un problema. Per cui forse si dà troppe volte per scontato, no? Anche quanto realmente pesino poi gli infortuni sulla stagione di una squadra. Poi, come ho già detto, si può fare meglio? Sì. Si poteva fare meglio. Si poteva fare peggio. Per me di Sì. più. Rispetto cioè la bilancia si poteva fare molto peggio rispetto a quello che si è fatto. Per cui, insomma. Va bene, Luca. No, allora, un dato è innanzitutto che quest'anno in Serie A c'è il 35% di infortuni in più, quindi già questo è un discorso generale, ogni giornata ci sono sempre diversi infortuni. Poi salutiamo, ovviamente ringraziamo Magico Cagliari per la donazione, Grande. grazie mille Tore. Work in progress da quel punto di vista. E poi prima di farti la domanda, Giuseppe, giusto un appunto a Rosario, non ho messo le tue domande perché Veronica aveva già risposto, semplicemente per quello. Noi diamo comunque spazio a tutti, non è che facciamo figli e figliastri, giusto per dare un po' il quadro generale. Giuseppe, ti faccio una domanda su un singolo, ovvero su Dossena, nel senso che l'arrivo di Dossena ha un po' lasciato delle ombre, il fatto che comunque non giocava da 11 mesi, il fatto che contro la Roma è stato messo titolare, magari non ha fatto benissimo, però avevi anche dall'altra parte Malen. Mentre contro la Lazio io ho visto un grande Dossena, attento nelle marcature, attento nei movimenti, vicino a quel Dossena che aveva lasciato il Cagliari. E visto un po' tutto quello che ruota attorno a questo giocatore, io penso che lui sia sicuramente un ottimo acquisto dal mercato di gennaio. Sono io esagerato oppure anche tu hai visto qualche miglioria da parte sua? È una delle note positive, secondo me, di questa partita, ossia il fatto che tu hai trovato un giocatore che mentalmente non ha subito, secondo me, la pressione di questi giorni collegata tantissimo alle polemiche del caso Luperto, e che dopo una partita con errori, ma comunque interessante a Roma, non solo si è confermato, ma ha fatto una partita vicina alla perfezione. Non ci siamo resi conto dell'assenza di Luperto grazie alla sua prestazione con la Lazio. È sempre stato preciso negli interventi, nei tempi, ha tenuto bene, ma del resto ce lo ricordiamo bene nell'ultimo periodo, nell'anno di Ranieri, quanto ci sia intesa fra lui e Mina. È un giocatore di valore che purtroppo ha visto la sua crescita interrotta a causa di un infortunio drammatico.
però per il Cagliari e penso in prospettiva anche per il Como possa essere un giocatore molto importante. Perché? Perché c'ha una capacità, soprattutto nella scelta dei tempi degli interventi, che in pochi c'hanno tra i difensori del nostro campionato. Si è ripreso fisicamente, si è visto nella partita contro la Lazio, mentalmente, lo ripeto, mi sembra molto focalizzato, è un valore aggiunto, ecco. È uno su cui potersi fidare. Perfetto. Allora, Nicola dice, lasciando stare Foloruncia che è stato davvero sfigato ai crociati di Belotti e Felici, sono gli altri infortuni a far riflettere. Troppo stress fisico, errore nella gestione dei carichi in settimana? Qual è la tua idea, Giuseppe, su questo? Ma io penso che sia una questione di troppo stress fisico, per il semplice motivo che comunque abbiamo visto, parliamo per esempio di De Jong. De Jong è arrivato all'infortunio dopo che è stato schierato continuamente, dopo una serie lunghissima di partite da titolare. Pensiamo a Mazzitelli e Gaetano. Mazzitelli e Gaetano arrivano all'infortunio perché? Perché giocano 5-6 partite consecutive dopo tanto tempo che non giocavano. Al Cagliari sono mancate in quel settore, secondo me, le rotazioni. E si ritorna al discorso del mercato che forse andava riorganizzato, andava pensato in una maniera differente. Tuttavia, e questo vale ancora di più, non tuttavia, perché? Perché sapevamo che c'erano determinati tipi di giocatori come Mazzitelli che tendono all'infortunio. È stato un elemento, secondo me, che è stato sottovalutato. Poi naturalmente quando compri un giocatore non pensi che si rompa, pensi che ti possa dare il massimo. Però ecco, ci sono stati tutte queste serie di nodi che sono venuti al pettine. Il fatto se ci sia un problema di preparazione, sinceramente non mi sento di affrontare questo argomento perché non vedendo tutti i giorni i giocatori, non vedendo la situazione è difficile dare un giudizio che abbia un senso e che abbia delle basi per poter dire stanno sbagliando la preparazione. Obiettivamente il 50% dei nostri infortuni è purtroppo di natura traumatica. E quello ci può fare poco chiunque prepari la squadra. Gli altri fanno parte di un percorso quasi normale all'interno di un campionato. L'unica cosa che mi fa pensare, ecco, sono i tempi di recupero che non sono certi, che si allungano, che si riducono, ma in questo forse c'è un po' di mancata trasparenza da parte della società, ecco, dirci Foloruccio stava fuori per 2 mesi, Foloruccio stava fuori per un mese, soprattutto nella fase di calciomercato secondo me si sono cercate di tenere nascoste determinate realtà per non trovarsi ad andare a cercare un giocatore e dire questi ci hanno bisogno assoluto, E quindi alzo il prezzo, certo. alzo il prezzo. Ma questa, ripeto, è un'impressione, non ho elementi per poter dare un giudizio basato sui fatti, ecco, è solo una sensazione. Fra? Che non stupirebbe comunque. Sì, infatti, tra l'altro. Sapendo un po' come funziona il mercato, sappiamo che insomma questo era un po' il discorso. Poi è chiaro, appunto, come diciamo anche prima, che si sono unite tutta una serie di situazioni negative, quasi veramente da manuale della mala sorte, mi viene da dire, insomma, però, ripeto, la cosa particolare, ecco, particolare nel senso che è una cosa che va anche certamente sottolineata, è il fatto che il Cagliari, nonostante queste difficoltà, sia comunque in una situazione tutto sommato quasi tranquilla, ecco, perché ancora io credo che nessuno si possa sentire molto molto tranquillo, perché conosciamo appunto un po' la Serie A. Leggevo qualche giorno fa, proprio forse o sabato sera stesso oppure ieri mattina, che su DAZN davano tutto per oramai il Cagliari per salvo, cioè obiettivo raggiunto. Mi sembra un po' troppo ottimistico in questo momento, però, perché poi il passaggio sulla domanda successiva, è chiaro che se tu vai a Parma
Se vinci, ovviamente metti 3 punti che insomma, ti avvicinano ulteriormente all'obiettivo base, ma soprattutto, anche se secondo me, anche se non perdi, fai un altro passetto importante in questa situazione. Cioè, io ripeto, in questo momento il Cagliari deve, certo, sempre ambire a vincere, ci mancherebbe, ovunque, contro chiunque, e questo mi sembra anche stupido doverlo sottolineare volta per volta, però è chiaro che se tu vai a Parma, o meglio, torni da Parma con punti in tasca, e allora anche le ultime 11 assumono anche un altro valore, secondo me. Come la pensi, Giuseppe? No, Luca, assolutamente. ti metto muto più che altro perché sento che stanno parlando Sì, dalla... Vai. No, perché Sì, stanno sentivo facendo i anch'io. discorsi. Sentivo anch'io. Poi altrui. c'è questo fruscio, ci devono essere lavori di nuovo nella zona di Luca. No, proprio a casa di Luca, che è diverso. Ok. Esatto. Quindi, poi. Sì, no, è chiaro. La partita di Parma è un po' un crocevia, ed è un crocevia secondo me non tanto per la classifica, quanto per la tenuta dell'ambiente. Pisacane ha parlato di malcontento. Ecco, va detto che il malcontento c'è, è vero, da parte della tifoseria. Quanto giustificato dai risultati ci sarebbe da discutere tantissimo, perché tu l'hai ripetuto tante volte, Francesco, questa è una squadra che non è mai stata in zona retrocessione, mai, durante tutto il campionato. Però c'è stato un elemento che secondo me è dirimente, ed è la bruttissima prestazione di Lecce. Ed è quella mancanza di voglia, quella sufficienza, quella squadra che è apparsa a tanti, me compreso, svogliata e non in palla in quella partita, che ha cambiato tanti giudizi. È arrivata quella partita in un momento in cui c'era già una parte della tifoseria che usava le scelte di mercato per attaccare una parte della società, forse entrambe, e si è creato questo malcontento diffuso. Per cui noi andiamo a Parma in una situazione difficile da un punto di vista delle scelte a causa degli infortuni e a causa delle squalifiche. Andiamo a giocare una partita complessa con una squadra che ha grandi qualità in attacco, non le sfrutta e sta imparando a difendersi. Ieri la partita col Milan lo dimostra, e con il rischio che se non fai un risultato, non tanto la classifica, ma l'ambiente inizi veramente ad essere ci siano molti più mal di pancia di quelli che ci sono adesso. Non è il modo migliore per presentarsi, ma è anche l'occasione per questa squadra per dimostrare che c'ha, scusate il termine, le palle, e sa uscire fuori da questa situazione. Ecco. Io ritengo che anche così il Cagliari possa dire la sua venerdì al Tardini, ne sono fortemente convinto. Giocando quello che è il suo calcio, perché ormai mi sembra abbastanza chiaro che il calcio del Cagliari sia un calcio basato sul blocco basso, basato sulla difesa a 4, basata sulle ripartenze. Purtroppo sei un po' monotematico, l'ho già detto anche in questa trasmissione, cioè c'hai una freccia prediletta e quella giustamente tutti cercano di bloccarti, però quella freccia prediletta c'ha dei numeri che valgono la parte altissima della nostra Serie A, se non addirittura a livello internazionale, perché il Palestra visto sabato, secondo me, ha confermato ancora di più che stiamo parlando di un giocatore di livello superiore. Parma che ieri ha vinto, ricordiamo, 1-0 a San Siro, dopo l'ennesima prestazione anche lì, non molto difensiva, ma sappiamo che il Parma più o meno è questo. Meglio un Parma con la pancia piena, cioè meglio affrontare un Parma con la pancia piena venerdì, oppure un pareggino sarebbe stato meglio secondo te? Ma io invece Un pareggino a San Siro, insomma, sarebbe io stato preferisco sempre la comunque pancia piena.
Io preferisco la pancia piena, non so perché generalmente tendo a riempire la mia di pancia, poi si va a Parma e quindi si mangerà alla grande. Detto Esatto, questo, esatto. Non vediamo l'ora, diciamolo, perché insomma il bello del trasferto emiliano è quello, ecco, sì, è il sì. pranzo o la cena, ecco, sono quelli Ma i perché punti non entrambi direi a questo punto, ma stiamo mi sa che è divagando. probabile, mi sa che è probabile, ecco. Però Stiamo ne discutiamo divagando. poi in privato di questo. Esatto, È un discorso che faremo a parte. No, io preferisco un esatto. Parma, con la pancia piena, soprattutto se poi stasera, la Fiorentina dovesse, portarsi, più in là diventa, una partita molto più complessa in cui è necessario fare punti da parte di entrambe, e, affrontare una squadra che comunque, ha meno problemi di classifica è un po' quello che è successo a noi con Lecce, al Cagliari con Lecce. Il Cagliari secondo me mentalmente ha pagato il fatto di essere tranquillo. Ha giocato, con grande sufficienza, al di là delle scelte tattiche, di Pisacane, scelte tattiche e tecniche di Pisacane, che comunque anche in quel caso erano molto legate a quella che era, la rosa a disposizione. Poi si può stare a discutere se l'utilizzo di tete e altre cose, però le scelte erano comunque vincolate da quella che era la situazione. Il Cagliari l'ha affrontato, mentalmente scarico, secondo me, e questo può succedere anche al Parma. Parma che c'ha altre, cose in comune con questo Cagliari, è comunque una squadra molto giovane, è una squadra che dal punto di vista caratteriale spesso e volentieri è andata fuori fase, quindi, ripeto, preferisco un Parma che vince a Milano piuttosto che un Parma sconfitto, o un Parma con un punticino a San Siro. Sì, sì, anch'io la penso così. Tra l'altro poi, sarà il derby, di ritorno, perché si è già giocata chiaramente all'andata, però i 2 allenatori con meno esperienza in Serie A, e anche questo chiaramente, no, è un elemento abbastanza interessante, alla vigilia. È chiaro che il Cagliari ci arriva, appunto, abbiamo detto, con tante assenze, si è aggiunta anche quella di Mina, ovviamente con l'espulsione per doppio giallo contro la Lazio. E tu come giocheresti in difesa a Parma? Io giocherei a 4, con Zappa a Zappa o destra. Quanci? Forse, più Quanci. Quindi Dossena, cioè Dossena Dossena sì o Quanci, no? sì, Okay. Dossena Quindi Zé Pedro in Quanci, panchina. Zé Pedro forse gli darei un turno di riposo, comunque Zappa o Zé Pedro, Dossena Quanci, e dietro e a sinistra confermerei, Obert. Obert. Anche perché probabilmente noi andiamo verso un centrocampo a 4. Palestra, Sulemana, a dopo Sulemana, Idrissi. Idrissi. Manterrei la coppia Zappa, Palestra sulla destra, perché ha dimostrato, secondo me, è una delle cose buone che si è visto in queste ultime 2 partite quando hanno giocato insieme, più che Zé Pedro, mentre, al centro della difesa non avrei dubbi, ecco, meglio Dossena Wanchi. Perché? Perché Zé Pedro, a parte che, cioè Zé Pedro rende meglio da terzino, da sempre, anche in Portogallo. Quando lui è stato promosso Conceição, nel Porto A, Conceição gli faceva fare, il terzino destro alla Pisacane, se vi ricordate Sì, sì, il Cagliari di quando arrivò Rastelli, da Avellino. giocava lì. E ha fatto le cose migliori. Poi lì c'è stato un cambio tecnico, lui è rifinito, l'hanno spostato al centro e dal centro è finito di nuovo nel Porto B. Però lui le cose migliori, in campionato, in carriera le ha fatte sempre da terzino destro. Quindi non lo rischierei. Dossena, come ho detto prima, lo confermo, secondo me ci sta iniziando a dare delle importanti garanzie. Anche, ti dirò di più, visto che è un po' tra questi difensori quello più veloce, può essere utile per affrontare, Strefezza e Bernabé. Certo, lui deve crescere, un ragazzo che secondo me sta facendo
anche di più di quello che ci si poteva aspettare, non per le qualità che ha, ma perché l'ambientamento in un campionato come quello italiano è molto complesso, perché il livello di attenzione tattica che si ha in Italia è l'unico Da primato che nessun'altra abbiamo parte. ancora nel mondo, cioè siamo quelli che tatticamente hanno la visione più ampia. Tu vieni dal campionato portoghese, dal campionato uruguaiano, c'hai 21 anni, 20 o 21, adesso non ricordo. Del 2005. Ah, ok, quindi 21 anni devi mangiarne. Dovrebbe essere 21 da compiere, guarda, adesso controllo al volo, ma mi pare che ne abbia noi li abbiamo ancora compiuti, infatti li fa a maggio, il 30 maggio li fa 21. Piuttosto sono curioso di vedere un pochettino anche in attacco come si sistema, perché soprattutto nella partita con la Lazio abbiamo visto Chixoy giocare molto dietro. Chixoy è andato andare a cercare... Tra l'altro, scusami, hai Prego. citato Chilixoy, mi sembra che ne abbiamo parlato poi, neanche sabato, ne abbiamo parlato pochissimo. Sottolineo una cosa della partita di Chilixoy di sabato, che si è ritornati a quella fase in cui non gli passano la palla. Non so se avete fatto caso, cioè lui a un certo punto si è smarcato, guarda, almeno 4 o 5 volte è successa questa cosa. Lui si è smarcato, è venuto dietro, quindi ha lasciato lo spazio davanti per andare a dare diciamo il raddoppio, comunque la sovrapposizione al compagno, con nel frattempo i due centrocampisti che entravano dentro l'area, e né Palestra né Esposito, un'altra volta forse era Ober, non mi ricordo, comunque, o Idrissi, e non gli hanno dato la palla. Ora io dico, hai un giocatore con quelle caratteristiche, che è l'unico che può tirare da fuori fondamentalmente dell'attacco del Cagliari. Hai la possibilità di avere un 9 che è un 9 ma che fa anche il 10, che può fare quello perché ha una capacità tattica e tecnica che lì davanti non ha nessuno. Io dico sfruttalo, cioè, lo vedi che si sta liberando. Infatti alla quarta volta mi sembra anche che abbia un po' sbracciato, perché della serie, insomma, ragazzi, io sto facendo di tutto, ma se non mi date la palla cosa ci possiamo fare? Anche perché secondo me poi in partite come quella contro la Lazio, contro una difesa molto strutturata fisicamente, non sempre un giocatore con la fisicità particolare, diciamo così, di Chilixoy, che è molto prestante ma è basso comunque di altezza, perché questo credo che insomma non gli stiamo facendo un torto sicuramente a dire le cose come stanno. Devi giocare sulle altre caratteristiche, no? Cioè sulla tecnica, sulla velocità di pensiero, soprattutto Chilixoy, che non ha nessun altro lì in attacco nel Cagliari. Quindi no, ci tenevo a dire questa cosa: passate la palla a Chilixoy, per soprattutto sfruttate nei movimenti, perché è chiaro che se ti aspetti un attaccante statico non è quello, però tiro da fuori ce l'ha, l'abbiamo visto perché il gol col Pisa lo fa da fuori. Al di là poi delle perle contro Torino e Verona, però dico, bisogna cercare di metterlo anche in condizione di rendere, perché se lo lasci lì buttato alla mercé della coppia di centrali avversari, non sempre ti può tirare fuori il gol da copertina, ecco. Quindi questo era anche una specie di invito ai compagni a essere un po' più lucidi, perché ripeto, contro la Lazio abbiamo assistito a un paio di azioni personali che non hanno portato a niente, sia a destra che a sinistra, con quello che era lì che aspettava la palla. Insomma, forse la Lazio gli porta sfortuna, perché se vi ricordate anche la partita di andata, ecco, che non gli davano la palla mai, che detto, boh, deve essere con la Lazio non può tirare, non saprei. I complottisti già stanno studiando, c'è un accordo, l'anno prossimo va la Lazio, non li posso fare. Esatto. Non lo so, sembrava quasi che non potesse tirare contro la Lazio, però siccome l'hai citato, ecco, mi è venuto in mente perché lo volevo scrivere anche ieri, mi sono dimenticato poi di scriverlo anche nella mia analisi. Perdonami. Sì, stavo arrivando allo stesso punto. Lui, per cercare di toccare palloni, è sempre dovuto arretrare, spesso e volentieri anche all'interno della nostra area, per prendere palla e per muoversi.
a volte cercando di sfruttare, ma non ti riesce sempre la cosa di Torino, la sua capacità di dribbling per andare avanti da solo, però mi è sembrato molto avulso rispetto al resto della manosa e al resto della squadra. Poi che il Cagliari giochi con lui che tende a rientrare e un altro che va sulla profondità, questo è un dato di fatto. Si è visto con la Lazio, quello che ha cercato di più la profondità è stato Esposito, ma si è visto nella partita di Firenze. Se tu vai a vedere le posizioni medie della partita di Firenze, abbiamo Palestra che praticamente ha giocato da centravanti, perché è quello più avanzato in assoluto. È una delle armi che va sfruttata Kirixoi, perché con una squadra che si basa soltanto sul palla palestra e vediamo cosa si inventa, tu ne hai un altro al centro che è capace di inventare. E così forse deresponsabilizzi anche di determinati compiti un Sebastiano Esposito che secondo me, come dirla, ne ha avuti troppi durante questo campionato. Si è speso in soluzioni tattiche e in modi di giocare che forse sono anche lontani da lui. Ha fatto pochi gol, ma ha fatto tanto bene per il resto della squadra. Forse bisogna togliergli un po' di responsabilità e farlo giocare con la testa un pochettino più sgombra. Sì, va anche detto che l'ha detto anche Pisacca in conferenza stampa venerdì, cioè ha detto Esposito, mi prendo la mia parte di responsabilità perché forse, anzi sicuramente gli ho dato troppi compiti, quindi insomma vedremo, ripeto, vedremo un po' contro il Parma perché sarà una partita particolare. Guardate, all'andata il Cagliari vinse, ma ci furono diversi commenti negativi, no? Infatti Luca mi ricordo che era fuori dallo stadio e diceva ma a un certo punto aveva detto ma il Cagliari ha vinto o il Cagliari ha perso? Perché non riesco a capire se stiamo parlando della stessa partita. Questo anche perché chiaramente il Parma è una squadra molto compatta, una squadra che punta al sodo, ecco, che bada al sodo, e soprattutto adesso sul mercato di gennaio, quello invernale, ha portato dentro giocatori di qualità, perché Strefezza è un grande acquisto, ovviamente. Si può permettere comunque di lasciare Nicolussi Caviglia in panchina e di farlo entrare a gara in corso, e anche questo comunque è certamente un aspetto positivo. E poi a quel ma perché ha quel giocatore fra Keita che non lo toglie mai. Quanto l'hanno pagato Keita? E quanto l'hanno pagato Keita l'anno scorso? Infatti, cioè, è chiaro che deve giocare quello. L'abbiamo pagato 16 milioni, mi pare, adesso non mi ricordo, quasi 15 milioni. Comunque, diciamo, avevano pagato un bel po'. Cifre importanti. Esatto. E quindi insomma, questo è chiaro. Una partita molto, molto scomoda, perché tradizionalmente la trasferta di Parma è una partita abbastanza complessa, però io ho il ricordo dell'anno scorso della vittoria per 3-2, la vittoria con Nicola in panchina, e lì Nicola fu molto bravo a giocare sugli errori e sui limiti del Parma di Pecchia. Il Parma di Pecchia prendeva gol sempre, praticamente costantemente a difesa schierata, cross dalla sinistra, cross dalla destra, palla dentro e gol, e di fatto portò a casa una vittoria preziosa, nonostante uno stadio ribollente, nonostante anche i cambi dello stesso Parma, però vinse 3-2 grazie a Gaetano, grazie a Marin, e comunque una prestazione importante, ecco. Tra l'altro anche l'anno scorso c'era stata la formazione con i doppi terzini, perché c'era Obert Augello e Zappa Zortea. Sì. Era la prima volta che usò quello schieramento Nicola. Veniva il Cagliari. Augello era entrato dalla panchina, però mi pare di ricordare. Io mi ricordo Viola sotto punta. Mi ricordo Viola sotto punta sicuramente. Aspetta che controllo. Fu il primo 4-2-3-1 di Nicola, o esatto. 4-4-1-1 di Nicola. Mi sa che fosse titolare Augello. Non ricordo, onestamente. No, andiamo veramente nei ricordi. Anche lì il Cagliari andava a Parma in una... Augello era in panchina. Era in panchina? Me lo ricordavo bene, sì. C'era Luvumbo. C'era Luvumbo esterno.
Ok, quindi sì, fu il primo 4-4-1-1 con Ok, Lumumba a allora non era sinistra quella. Mi ricordo che Augello e Tolpo a entrò perché destra. Obert venne ammonito perché nel secondo tempo era entrato, aveva annullato Mann o Mihaila, adesso non ricordo, comunque insomma aveva annullato uno degli Man, esterni del Parma e che aveva all'intervallo segnato tra Pecca, l'altro. sì però nel secondo tempo mi pare, no, sì nel secondo tempo, perché Pecca aveva inserito Almqvist e Almqvist aveva fatto impazzire Ober che era stato ammonito e infatti poi era entrato Augello a metà del secondo tempo, quindi mi ricordo questo passaggio di Augello che si scalda a Il inizio, doppio, ripresa. il doppio terzino della partita successiva con la Juventus, adesso ricostruisco, sì. Che È vero, era quella con la Juve, lo 0-0. lo 0-0. L'espulsione con Seisao. Sì, 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 sì. esatto. Era quella dopo, ok. È una soluzione anche che secondo me Pisacane metterà in campo venerdì sera. Un po' per scelta, un po' perché nel secondo tempo qualche elemento interessante si è visto, ecco. Il dato di fatto però secondo me è che Cagliari dovrà giocare molto basso, dovrà cercare di fare il suo gioco. Purtroppo il gioco del Cagliari è questo. Chi pensa ad un Cagliari che e domina la partita non riesce a farlo quando c'ha tutti gli uomini, figuriamoci adesso in piena emergenza. L'unica volta che ha provato a farlo è stato a Genova, giocando una partita fantastica, però in 3 occasioni ha preso 3 gol. Non è una squadra che ha la capacità l'equilibrio per poter imporre il suo gioco, perché per poter imporre il suo gioco deve avere un equilibrio di fase offensiva e difensiva che il Cagliari non c'ha, anche per caratteristiche dei suoi uomini, perché i suoi migliori difensori sono dei difensori lenti e che se lasciano spazio alle loro spalle vanno fortemente in crisi. Vediamo, sono molto interessante. Ci sono 3 partite adesso, una più interessante dell'altra secondo me, perché partiamo adesso col Parma, poi subito dopo col Como, che è sempre un bel vedere, è sempre un test interessante e non dimentichiamoci che all'andata il Cagliari è stato quello che per primo ha individuato come imbrigliare il gioco di Fabregas e poi ci sarà la partita qui di metà marzo qui a Pisa che sarà secondo me quella vale o non vale il destino futuro del Cagliari tra Parma e Pisa, ma soprattutto qui Pisa il Cagliari si capirà che finale di stagione deve fare. Sì. Tra l'altro Anche per rispondo cercare anche a di imparare Giuseppe. dalle lezioni dell'andata, ecco. E sarà squalificato Troilo perché era diffidato. E ieri è stato ammonito, quindi non ci Tra sarà. l'altro sul gol di Troilo prima, perché quando stiamo parlando ancora di VAR e quant'altro, il ragionamento che era la base del mio pensiero è, al di là del fatto che io farei giocare sempre in quelle situazioni, cioè il tocchettino, quello che ok, sono per un gioco molto più fisico da quel punto di vista. Quello che io contesto alla classe arbitrale in generale in questo momento è la mancanza di un metro di giudizio univoco, cioè sempre quello, cioè tu sai che quel tipo di contatto allora, o lo concedi a tutti o non lo concedi a nessuno, punto. Non che ogni volta si va a interpretare, a capire, perché se no poi alla fine diventa veramente una Ma ti discussione riferisci, perdonami infinita. Francesco, ti riferisci a Troilo su Bartesaghi o al muro che hanno fatto i giocatori del Parma davanti a Mignan e non gli hanno permesso di fatto di uscire, anche in maniera del tutto regolare, però a quale dei due Esatto. episodi di quel A ti tutta la riferisci? lettura, perché poi vedevo anche che Modric si lamentava di come tu lo salti su Bartesaghi, no? Dice no, lo tiene giù. In realtà, se poi vai a vedere, è quello che resta, che si abbassa, non è Fa tanto il ponte, giocatore esatto, che volte. lo tiene su. Quindi anche lì, cioè, a me va bene o l'una o l'altra decisione. Cioè, si può decidere che quel gol si annulla oppure si può decidere che quel gol è sempre valido. Ecco, l'importante è che una volta che viene individuato il metro, lo si segua sempre e ovunque e per tutti. Questo secondo me è il grande problema, perché
questi contatti lievi che vengono fischiati lasciano sempre adito a discussioni, dubbi, retropensieri, complottismi, cioè tutta una serie di cose di cui secondo me, poi, questo è il mio personalissimo pensiero, neanche la nostra categoria si deve nutrire di queste cose, perché sinceramente è una palla infinita, cioè i tormentoni, poi sarà che noi lavorando su Cagliari, sulla Sardegna, abbiamo uno sguardo meno nazionale e molto più locale, certamente, però cioè e anche il pippone ogni settimana sul giochisti, risultatisti, dopo Allegri Fabregas. Beh, allora, voi quando vi seguo spesso e volentieri vi vedo arrabbiati contro i vostri lettori che alzano il tono del volume e fate bene ad essere arrabbiati. C'è invece una parte Su chi alza il tono del volume a sproposito, perché Sì, alzare sì. il tono del volume va anche bene, perché ripeto, il nostro claim è a voce alta, quindi quello va benissimo. L'importante è che non sia semplicemente urlare tanto per, ecco, no. Cioè, quello che a noi non piace è sicuramente la ciarla inutile in cui magari i due oratori si prendono a insulti, si prendono a voci, come capita in moltissime delle trasmissioni post partita, non tanto in Sardegna quanto a livello nazionale. Siccome la deriva purtroppo è quella, però noi continuiamo a difendere il nostro modo. Ma fate bene. È giusto per quello. È uno degli elementi per cui vi si stima, ecco, perché tenete Ecco. sempre questa barra bella dritta e la portate avanti, anche a volte prendendovi cioè, andando lì a dire basta, adesso così non va, sbottando in certi momenti, però portando avanti una linea. Purtroppo la linea di altri colleghi è quella invece di metter fuoco su queste cose, fare click, fare engagement, queste cose qui, e questo sta rendendo obiettivamente poi si arriva all'idiota che augura la morte all'arbitro, alle minacce e compagnia cantante. È una deriva che Certo. purtroppo purtroppo ci siamo dentro, ecco, e tenere la barra dritta come state facendo voi è l'unico modo per stare lontani da rischi e da problemi. La professione purtroppo si è evoluta in questo senso. Eravamo insieme a Firenze, io e Luca, e quell'humus l'abbiamo toccato con mano, quell'ambiente che serve semplicemente per esacerbare gli animi e che non sta facendo bene la Fiorentina. È uno degli elementi che io positivi per il Pisa di stasera, ecco. Esatto. Speriamo che il Pisa oggi ci regali una bella prestazione. Se sbaglia un tocco, se sbagliano 2 o 3 tocchi di seguito i giocatori della Fiorentina, quello stadio, ripeto, io e Luca l'abbiamo toccato con mano, diventa veramente complesso per chi gioca in campo. Speriamo Tra bene. l'altro hanno anche la coreografia pronta, insomma, stasera tanto entusiasmo. Vediamo. Porta male. Va bene. Giuse, grazie ovviamente per essere stato di nuovo nostro ospite. Vabbè, noi ci vediamo a Parma. Intanto. Ci vediamo a Parma. Quindi poi speriamo di poter, appunto, come già detto prima, apparecchiare un desco così, no? Ne parleremo dopo di queste cose. Cioè, se ci riesce un colpaccio, poi vabbè, vediamo un po'. Non ti dico altro. Mi sembra di capire cosa stai dicendo. Non ti dico altro. Sì, stiamo parlando di cibo, ovviamente, che non vorrei che poi qualcuno magari pensasse male. No, noi queste cose qua, quando vedete, stiamo sempre soltanto parlando di cose cibo da mangiare. Okay, non sarà una tinca, ecco, diciamo. Esatto, no, bravo. Ricordiamolo. Tutt'altro. Va bene. Grazie Giuse. Grazie Giuse. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Ciao Giuse. Ciao. Grazie, ciao. Eccoci qua. Adesso c'è un momento di silenzio, attenzione. Molto bene. Così. Adesso non ho smesso di trapanare, ma quando mai? Figurati. Esatto. Va bene. Mi pare che 11:26 ci siamo, dai.
alla grande. Alla grande, alla grande. Ricordiamo che Va bene. stasera ci sarà comunque Cagliari Social Arena alle Bravo. 18:15. Ci saranno 3 ospiti. Ok, sarà un formato diverso, non sarà da studio, sarà da casa. Quindi avrò in mano io i commenti. Quindi l'invito ovviamente di seguirci stasera, di commentare in maniera civile e educata, come Aspetta un sempre. secondo, Reggi un secondo. Reggo io, ok, perfetto. Dicevo, quindi sul discorso, stasera ci sarà appunto Cagliari Social Arena per commentare ancora una volta quello che è successo in Cagliari Lazio e chiaramente anche avvicinarci alla prossima sfida del Cagliari che sarà venerdì, ricordiamo, alle 20:45, ennesima notturna del Cagliari in questa stagione, lì allo stadio Tardini di Parma. Insomma, vediamo un po' se ci sarà nel frattempo anche l'esito degli esami di Mazzitelli. Oggi era prevista in giornata, non so se in mattinata o primo pomeriggio, ma presumo in mattinata, gli esami strumentali per l'infortunio di Luca Mazzitelli al soleo. Speriamo insomma che non sia niente di grave, e poi bisognerà anche capire come sarà il recupero, se ci saranno altri recuperi oltre Foloruncio, che mi pare che sia abbastanza scontato, almeno per la convocazione, almeno essere portato a Parma insieme al gruppo. Poi bisognerà capire se effettivamente avrà qualche minutaggio, e poi vediamo se ci saranno altre novità da questo punto di vista, anche se sinceramente ho diversi dubbi che ci possa essere il recupero di De Diola, penso proprio di no, e bisognerà capire a questo punto come vorrà. Stavamo parlando, io non sono riuscito a intervenire perché qui adesso in questo momento ne approfitto che non c'è tanto caos qui a casa. Io presumo che giocherà comunque Zé Pedro. Vedo difficile che Pisacane possa rinunciare a un giocatore come Zé Pedro, che può giocare sia come difensore centrale in una difesa 3, sia come difensore centrale in una difesa 4, sia come terzino destro. Insomma, è un giocatore che dà tante possibilità, e comunque sta facendo il suo, perché anche in occasione del gol annullato di Palestra il passaggio era appunto di Zé Pedro, che ha ricordato un po' quello che è successo a Firenze con passaggio di Zé Pedro per cross di Palestra per il gol di testa di Kilixoi. Quindi io penso che non toglierà dagli 11 Zé Pedro, questa è la mia idea. Quindi non so se giocherà Rodriguez, non so se giocherà Zappa, però secondo me il ballottaggio è tra loro due. Non penso che Zé Pedro parta dalla panchina. Poi chiaramente arriviamo venerdì, formazione titolare e Zé Pedro sarà in panchina, però questa è l'idea che ho, visto anche le ultime prestazioni e visto anche quello che ha detto comunque Pisacane in conferenza stampa riguardo il rendimento di Zé Pedro. Isidora dice: fidate, vediamo per un attimo, dopo l'altro vediamo Gaetano Mazzitelli di Talitetta di prepararsi. Quello purtroppo, allora, l'abbiamo già detto in diverse situazioni. Ovviamente serviva sicuramente un altro centrocampista, questo ormai è assodato, ma al di là degli infortuni, attenzione, perché è proprio un discorso di rotazione, non tanto per l'infortunio quanto per la rotazione, perché ci sono centrocampisti, detto, lo ribadisco ancora una volta, come Gaetano, come Mazzitelli, e anche un po' meno De Iola, c'è da dire questo, sicuramente meno De Iola, però Mazzitelli e Gaetano sono sicuramente due giocatori che hanno, ahimè, la propensione all'infortunio, perché comunque negli anni più volte hanno avuto diversi infortuni, quindi da questo punto di vista sicuramente poteva essere gestito in maniera diversa. Eccomi fra. Molto bene. No, mi sono piombati in casa degli operai. Ecco, così è giusto per tutti e due a questo punto. Così, simpaticamente. Ma noi che hanno sbagliato indirizzo dovevano venire da me. No, dovevano mettere esterna e passare da noi. Va bene. Però se non ti sento più, perché? Prova a parlare. No, non ti sento. Non ti sento proprio. Ora sì. Ok. Il segnale c'era sempre, guarda, quindi è una roba sai che ogni tanto come sempre di ringraziamo signor StreamYard.
I Anzi, potenti mezzi. esatto. Ah, carità. Mamma Va mia. bene ragazzi, grazie allora per essere stati con noi stamattina. Appuntamento stasera 18:15 con Cagliari Social Arena, mentre con Buongiorno 131 torniamo domani come sempre alle 10. Grazie Luccone, saluta gli operai. Grazie a te, Fra. Vi saluto. Vedi, non volevo Salutiamo farmi tutti. mancare, mi sentivo in difetto, così Esatto, allora abbiamo quindi omologato poi facciamo pareggio la giornata. alla grande. Va bene. Grazie a tutti ragazzi, Ciao. buona giornata, a stasera. Ciao. Sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.